Ritorna protagonista al campionato d'eccellenza dopo 2 turni europei al Battaglie di Rovigo di Scena, la quarta giornata del massimo campionato nazionale di rugby. FMCZ Rugby Rovigo Delta Rugby Viadana. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio e buon rugby. Apertura, diciamo, è arrivato 20 giorni fa, che infila l'H, per cui Viadana avanti di 3 punti allo stadio Mario Battaglini. Leo Mantelli finta di calciare, provava a muovere Jordan Davis, anche lui così. Denis Majstorovic, punto Grigolon, riesce ad andare via Grigolon. Majstorovic pesta sui piedi, va a puntare anche Spinelli, la pulizia dei bersaglieri. Leo Mantelli. Bravo. Era giusta l'idea di Mantelli, perché su un'azione avanzante così, con la difesa che diciamo sui talloni, bisogna veramente continuare ad attaccare lì prima che si riorganizzino. Vantaggio rosso-blu nel frattempo. Robertson Wipu, Jacques Monberg, sale Silva, attenzione al largo, Massimo Cioffi prova a far strada per PJ Parker allo scontro, riesce ad andare oltre Biondelli, palla che sembrava uscita contro il rack del Viadana, ma si ritorna sul punto precedente. La concentrazione di Leo Mantelli, è centrale la posizione, ex Pampas, tra l'altro questo giocatore ha giocato alle Olimpiadi a Rio. Vediamo ancora i gialloneri con Bergonzini, riesce a rompere un placcaggio, mani in faccia Bergonzini, meta, troppo facile. Alla metà del primo tempo insomma è un calcio importante. De Marchi alla presa, ultimo blocco, PJ Parker in corsa, l'inglese Mette la partita sui binari giusti per il Rovigo. riesce a sfondare pochi metri la linea di meta. Chillona per Ortiz, fa strada il veneziano, però non definitivamente. Ancora Rovigo, un po' di confusione, non c'è una palla. Si riparte con un treno. Sì, è ancora PJ Parker a prestare sui piedi. C'è tra l'altro tutto il lato destro dell'attacco del Rovigo completamente sguarnito. Adesso Barion va a coprire un po' questo lato e potrebbe essere anche una buona soluzione. De Marchi di forza, forse tenuto su, riesce a tenerlo, vale per Leo Mantelli, la meta del Rovigo, che si appresta alla trasformazione, la mette dentro. Un paio di giocatori che sono rimasti a terra anche nell'azione precedente e anche in questo momento. Stavolta è completa linea di salto, De Marchi a una mano, va giù, la giocano con Brugnara che prova lui, Pede Perno del Mantovano ex Leicester. Pick and go di Matteo Ferro, a far guadagnare metri. De Marchi per Ortiz, molto bene stretta questa giocata. Leo Mantelli prova a distendersi, Denis Majstorovic riesce a eludere la presa di Spinelli, la meta Denis Majstorovic, massimo campionato di rugby italiano. Mantelli non centra i pali, per cui si conclude il primo tempo. Rovigo contro Paese, intanto Rojas prende la rincorsa, infila l'H, stappa Brandolini, c'è la spinta al Chillon, parte Alberto Chillona, non riesce a toccare in meta. C'è un altro vantaggio per Rovigo, ci provano con gli avanti rossoblu. Alberto Chillon prende palla in mano, muove la Vale, basta spostarla. Eccolo Denis Majstorovic per Guido Bariona, trova l'interno, va a cercare anche il centro dei pali, la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Leo Mantelli prende la rincorsa, non impossibile la trasformazione, quello che è l'equilibrio di questo match. Introduzione Rovigo, palla a tre piedi di Matteo Ferro, c'è ancora avanzamento, altro calcio punizione, non sempre semplice, l'ha messo un po' in discussione. Leo Mantelli alta, ben diretta, con i giocatori pesanti che si ritrova. Grigolona, grande ball carrier, la meta di Grigolona, scavalcare Rovigo. La rincorsa dell'argentino, pallo esterno e fuori. L'introduzione di Chillona, la spinta di Rovigo, il pallone tra i piedi di Gullo Zanini, calcio di punizione del quasi 21enne pratese, cade l'ovale, per cui si presta a metterlo a posto. Problemi di timing. Mantelli, parte il calcio di Mantelli, sale l'urlo dell'Acquaglio, buona spinta di Viadana in questo caso, bravo Chillona a pulire. Leo Mantelli probabilmente se ne va fuori. Finisce il match con la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta.